Tra le tante iniziative effettuate nel comune di Ravanusa c'è l'inaugurazione della scuola dell'infanzia di via Suor Maria Gargani. La nostra terra, ha affermato il sindaco Carmelo D'Angelo, può avere un futuro solo se riparte dalla scuola. Gli investimenti pubblici nelle scuole sono la scorciatoia per garantire ai nostri figli di vivere un posto migliore di quello che abbiamo conosciuto noi. Qualche giorno addietro, tra le tante iniziative, anche l'apertura della rotonda che servirà a rallentare il traffico e migliorare la viabilità in generale nel comune di Ravanusa. Voi avete fatto tante cose, tra cui la rotonda, una bella rotonda al centro di Ravanusa, la progettazione anche del manto erboso del campo e tante altre iniziative. Sì, stanno partendo tante opere, le ultime realizzate sono proprio quelle della rotonda e dei lavori del campo in erba, ma soprattutto gli interventi che si stanno facendo in tutte le scuole, in tutte le infrastrutture sportive, per il consolidamento dell'abitato. Credo che siano iniziative che vadano a servizio dei cittadini, ripeto, e che comunque serviranno per migliorare la vivibilità dei ravanusani. Cosa faremo in futuro? Ma c'è tanto da fare, abbiamo, oltre alle cose che stiamo realizzando e progetti che già abbiamo in cantiere, c'è tanta programmazione perché c'è il tema del lavoro che è un tema importante, dobbiamo puntare ad investimenti che possano creare anche occupazione e non fare andare via i giovani dalla nostra terra.